Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Gli affari della mafia sul lockdown, il clan Santa Paola dietro la truffa sui fondi Covid, in manette anche un carabiniere e un funzionario di banca. Spunta il video di una protesta anti-Salvini nello scontro tra governo e il magistrato del Tribunale di Catania che ha firmato la sentenza sui migranti. Si vede il giudice apostolico ad una manifestazione contro le politiche anti-immigrazione. Violentata dal branco e filmata, si suicidò lanciandosi da una rupa ad Agrigento, rinviati a giudizio anche 2 giovani all'epoca minorenni. Guerriglia urbana a Siracusa tra tifosi al termine della partita contro la Cireale. Grave il bilancio, 4 poliziotti feriti e vetri delle auto distrutti. L'inventore della clown terapia, Michael Christensen, racconta a Ragusa come con un naso rosso è riuscito a strappare un sorriso ai piccoli pazienti. Calcio, il Catania vince 2-1 il derby con il Messina e si qualifica al prossimo turno di Coppa Italia. Bocic e Sarao i marcatori rossazzurri. Dunque, scoperta a Catania una truffa allo Stato sui fondi per l'emergenza Covid all'ombra del clan Santa Paola Ercolano. Tra gli arrestati anche un brigadiere capo e 2 funzionari di banca. Emanuela Corsi. Un sodalizio criminale che avrebbe approfittato degli aiuti di Stato per fronteggiare l'emergenza economica legata alla pandemia. Una truffa messa in piedi a Catania che avrebbe permesso di percepire più di 380.000 euro di finanziamenti erogati sulla base di documentazione falsa e presentata da persone che non avevano i presupposti di legge. Oltre 100 gli uomini della polizia che hanno partecipato all'operazione lockdown, eseguendo le ordinanze di custodia cautelare messe dal GIP su richiesta della procura a carico di 10 persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato durante l'emergenza Covid. 5 di loro sono state arrestate con l'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano. Tra questi figurano, oltre a un esponente del clan, Gabriele Santa Paola, già detenuto, anche un brigadiere capo dei carabinieri in servizio a Catania, Paolo Marrangoni, che avrebbe più volte consultato le banche dati di polizia per finalità illecite. Le indagini svolte tra marzo e novembre del 2021 hanno fatto emergere che al vertice dell'associazione criminale, composta tra gli altri da vari professionisti del settore, Alessandro Mirabella, funzionario di banca, e Andrea Pappalardo, direttore generale della Cofisan, sfruttando la loro posizione avrebbero promosso e organizzato l'attività dell'organizzazione criminale. Seguendo un preciso modus operandi, gli indagati, sfruttando la semplificazione procedurale del cosiddetto decreto liquidità del 2020, dunque in piena pandemia, avrebbero assicurato a diversi beneficiari, per la maggior parte titolari di esercizi commerciali, l'accesso ad almeno 13 finanziamenti indebiti, producendo una falsa documentazione reddituale. Il GIP ha disposto il sequestro preventivo della somma di oltre 380.000 euro. Fabrizio Ospedale e Salvo Graziano, i 2 vice sovrintendenti di polizia arrestati 2 giorni fa a Palermo per corruzione, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia reso oggi al GIP. Ha invece risposto il terzo indagato, il pusher Ignazio Carollo, che ha ammesso di aver ricevuto notizie riservate su indagini in corso e di aver diviso con i poliziotti i guadagni della droga destinati alla distruzione dopo il sequestro, invece rivenduta dai poliziotti allo spacciatore. Ospedale e Graziano si sarebbero infatti impossessati di parte dello stupefacente finito sotto sequestro e poi avrebbero finto, attraverso falsi verbali, di averlo distrutto. Continua lo scontro tra governo e magistrati dopo la sentenza del giudice di Catania che di fatto ha sconfessato il decreto del governo sui migranti. A rinfocolare le polemiche spunta adesso un video. Manlio Viola. Un giudice non deve soltanto essere imparziale quando redige una sentenza, una decisione, ma deve anche apparirlo agli occhi dell'opinione pubblica o si rischia di delegittimare l'intera categoria. È la critica che piove da tutto il centrodestra e adesso anche da Italia Viva sul giudice catanese Iolanda Apostolico. Critica che seguono il video postato da Salvini su X, nel quale la mostra mentre partecipa ad una manifestazione del 2018 al porto di Catania. È un nuovo capitolo dello scontro fra governo e magistrati, proprio all'indomani dell'intervento del ministro Nordio, che
ha confermato l'intenzione del governo di presentare ricorso contro il provvedimento di Catania. È una pioggia di attacchi dal deputato catanese della Lega Anastasio Carrà, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia, che parla di sospetti di parzialità. L'Associazione Nazionale Magistrati però valuterà insieme alla diretta interessata se e come intervenire, fanno sapere proprio da Catania, ma dal CSM arriva una prima dichiarazione che sembra preludere invece un intervento non favorevole. Il ruolo del magistrato richiede che l'autonomia e l'indipendenza non si limitino esclusivamente allo svolgimento delle funzioni, dice il presidente Enrico Aimi della prima commissione, quella che si dovrà pronunciare sulla pratica a tutela della magistrata di Catania chiesta da 13 consiglieri togati. Ma dal CSM arrivano anche parole di difesa. Preoccupa infatti l'azione di delegittimazione dell'intera categoria. Il giudice deve essere libero nel privato di esprimere le proprie opinioni anche politiche. Lei, l'Apostolico, invece non replica. Sono al lavoro e non posso parlare, risponde a chi le chiede qualcosa. E in tribunale a Catania è calato il silenzio anche nei confronti dei cronisti, clima pesante e tutti che fanno quadrato in difesa della categoria. Imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, Matteo Salvini domani sarà a Palermo per una nuova udienza del processo Open Arms, dove non ci sarà il test Richard Gere perché l'attore è impegnato sul set di un film. Per la ONG spagnola però è una vigilia complicata. Per la seconda volta la nave è stata bloccata nel porto di Marina di Carrara per un fermo amministrativo di 20 giorni e multata per alcune migliaia di euro. Rinviati a giudizio 2 dei presunti autori dello stupro di gruppo di Alice, la quindicenne che 2 anni dopo, schiacciata dal dolore per quanto accaduto, si lanciò dalla rupe di Agrigento. Roberta Lunghi. A 15 anni costretta a fare sesso di gruppo e ripresa durante la violenza e 2 anni dopo, il 18 maggio del 2017, si è suicidata lanciandosi nel vuoto dalla rupe Atenea di Agrigento. Riemerge il ricordo doloroso della storia della giovanissima Alice dopo il pronunciamento del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, Marco Gaeta, che ha rinviato a giudizio 2 giovani accusati di violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico. La prima udienza il 4 dicembre. Nell'inchiesta sul suicidio della 17enne agrigentina ci sono anche 2 ragazzi che all'epoca dei fatti erano minorenni e che adesso hanno 26 anni. Indagando sul suicidio, gli agenti della squadra mobile, dopo aver scartato alcune piste come quella delle 7 sataniche, sono riusciti a venire in possesso dei video che immortalavano l'allora quindicenne mentre subiva le violenze dei 4 ragazzi che le avrebbero intimato di restare ferma, incuranti delle suppliche e del rifiuto della ragazza. Alice, prima di lanciarsi nel vuoto, scrisse uno straziante post su Facebook. Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte. Quello che mi è successo non poteva essere detto. Io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando. Ho provato a conviverci e in alcuni momenti ci riuscivo così bene che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai. I carabinieri di Alcamo in provincia di Trapani indagano su un tentativo di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nella notte tra martedì e ieri in una strada del centro abitato. La vittima, una donna di circa 40 anni, sarebbe stata fermata e aggredita. Dopo una breve colluttazione è riuscita a divincolarsi e a fuggire. La vittima, che ha riportato lievi ferite, è stata soccorsa e medicata all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. 4 poliziotti feriti e vetri delle auto in frantumi è il bilancio della guerriglia urbana al termine della partita tra Siracusa e Acireale. Ci dice tutto Francesco Aloi. Finita la partita inizia la guerriglia urbana. In diverse zone di Siracusa si sono vissuti minuti di paura nel post partita con la Cireale terminata 3-1 per gli aretusei. I primi scontri in via Torino e viale Teocrito nella borgata Santa Lucia. Siamo vicinissimi al De Simone. Vai! I colpi di bastone, la violenza gratuita è quello che si vede in questi video diffusi sui social. Alcuni agenti sono rimasti feriti. Un mercoledì pomeriggio che si poteva trasformare in tragedia. Per le strade c'erano tante auto, persone che con la partita non avevano nulla a che fare e che si sono trovate davanti a uno scenario tutt'altro che sportivo. Diverse le auto con i vetri rotti. Un sport è sport, ma violenza no. Assolutamente, ancora oggi nel 2000, sia giovane che vecchio, a trovare al punto di a queste cose. I negozi aperti hanno deciso di chiudere subito le saracinesche. Nel suo bar c'erano anche bambini, ha detto.
Qui dentro si sono rifugiati bambini, donne, uomini che non c'entravano niente, insomma la popolazione normale che cercava aiuto, come del resto dentro la farmacia, dentro il supermercato e nei locali adiacenti. Poco prima che finisse la partita abbiamo abbassato le serrande perché abbiamo visto l'inizio dei tafferugli tra le due tifoserie e quindi abbiamo preferito trattenere i clienti che erano presenti al punto vendita e aspettare che il tutto finisse. La Vox Populi critica la scelta delle forze dell'ordine di far passare i tifosi accesi da zone calde della città come Mazzarona e Santa Panagia. Lungo il percorso numerosi gli stop con tafferugli, lanci di fumogeni e pietre. Adesso, dopo la guerriglia urbana, non è difficile prevedere una pioggia di daspo. Una scuola di Canicattì nell'Agrigentino è stata devastata da 4 ragazzi, tra dei quali minorenni. I carabinieri li hanno sorpresi mentre stavano dando alle fiamme il sipario del teatro. Davide Sardo. Raid vandalico a Canicattì nell'Agrigentino ai danni della dismessa scuola La Carruba, già teatro di scorribande nelle ultime settimane. Un gruppo di giovanissimi canicattinesi l'altro ieri sera è riuscito ad entrare all'interno dell'edificio per devastare tutti gli arredi. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno denunciato 4 ragazzi. I militari dell'Arma hanno sorpreso un maggiorenne e 3 minorenni, di cui uno addirittura non ancora 14enne, mentre stavano appiccando un rogo al sipario del teatro della scuola e stavano distruggendo gli ultimi arredi rimasti. Il maggiorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, mentre i minori sono stati affidati ai genitori ma verranno deferiti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. I carabinieri nelle ultime settimane hanno intensificato i servizi di controllo alla scuola La Carruba, già al centro di raid vandalici. L'ultimo episodio è stato segnalato da alcuni cittadini che hanno avvertito tempestivamente le forze dell'ordine. 2 elicotteri e 2 Canadair sono in azione per spegnere l'incendio divampato a Palermo sul Monte Pellegrino, partito dalle falde del promontorio. Le fiamme sono alimentate dal vento, la strada che porta alla borgata marinara di Mondello è stata chiusa. Catania, pattumiera, nuova segnalazione alla nostra rubrica Ditelo al nostro TG. Questa volta arriva da Librino, dove marciapiedi di Viale Grimaldi sono completamente invasi dalla spazzatura. Tonino De Mana. Di giorno o di notte, non c'è differenza. Un marciapiede o un altro non cambia la sostanza, visto che la spazzatura a Catania è ovunque. Viale Grimaldi al Librino somiglia più ad una discarica a cielo aperto che ad una strada. Sacchetti dell'immondizia disseminati ovunque, cumuli di scarti edili, gomme ed eternit nei pressi delle fermate dell'autobus ed in prossimità dei parchi giochi, anche se da queste parti di bambini non se ne vede l'ombra. Del resto, chi porterebbe il proprio figlio a giocare e divertirsi in un'area del genere? Nessuno, aggiungiamo noi. Da queste parti però va di moda il lancio del sacchetto, ma non è un gioco per bambini, è la triste abitudine di deturpare ogni angolo della città, incuranti del danno ambientale che ne deriva. Danno ed anche pericolo, visto che i rifiuti non consentono il passaggio, costringendo ignari pedoni a scendere dal marciapiede con il serio rischio di essere travolti dalle auto in transito. C'è un sacco di spazzatura per la strada, non si può passare assolutissimamente, devi scendere per la strada, è pericoloso anche perché i bambini stesso hanno paura delle macchine che passano, perché come si è sentito dire già hanno travolto un passeggino che erano sulle strisce pedonali, perché non possono camminare più nemmeno sui marciapiedi e non è giusto. Vuoi lanciare un appello a queste persone che comunque deturpano e buttano la spazzatura di giorno e di notte? Allora, io faccio l'indifferenziata, quindi è giusto che tutti quanti, come la stiamo facendo tutti, che rispettano tutti questo. Anche qui ci sono le telecamere ed anche qui sono inutili, visto che, a giudicare dalle montagne di rifiuti, nessuno sembra abbia mai pagato, ad eccezione dei cittadini onesti, visto che si tratta sempre di denaro pubblico. E sono tante le segnalazioni che arrivano al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005. Noi diamo voce alla vostra denuncia con la speranza che qualcuno, alla fine, possa metterci la faccia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Andiamo adesso a conoscere Michael Christensen, praticamente il primo dottore clown, il primo che ha portato con il suo naso rosso i pagliacci in corsia. È stato ospite di un corso di formazione a Ragusa.
Dal circo a un ospedale di New York, con un naso rosso e la voglia di mettersi a disposizione degli altri, per ricordare il valore della gioia e della speranza. Michael Christensen, il primo clown dottore della storia mondiale, racconta della sua esperienza durante un incontro di formazione a Ragusa rivolto a educatori e volontari del settore sociale. This was never my idea. Non è mai stata la mia idea. This evolved from a commitment and willingness to serve. Questo è un'evoluzione di un mio mettermi a disposizione e impegnarmi nel servire. Ero un clown nel Big Apple Circus di New York. Sono stato invitato ad andare a fare uno spettacolo in un ospedale. 7 mesi prima mio fratello era morto di un cancro al pancreas. E qualche tempo prima di morire mi aveva regalato una borsa da medico pensando che forse suo fratello, il clown, ne avrebbe potuto fare un uso migliore. E da il signor Stubbs sono diventato il dottor Stubbs. Stati 20 minuti del miglior tempo della mia vita. Questo ha ispirato una conversazione con i direttori. How can we bring this to the children on an ongoing basis? Come possiamo portare questo in un modo continuativo? This was the beginning. Questo è stato l'inizio. Al suo fianco Rodrigo Morganti, il primo clown dottore italiano che dal 1995 lavora negli ospedali e forma colleghi in giro per il mondo. Noi siamo terapeutici nel senso che speriamo che le persone possano migliorare, ma il valore di quello che facciamo noi è lo stesso valore che ha la gioia e che hanno tante altre cose. Umorismo, comicità ed empatia, gli strumenti per promuovere una umanizzazione profonda in diversi settori che operano a contatto con le persone, non solo in ospedale. È il settembre più caldo di sempre quello che stiamo vivendo, con temperature al di sopra della media e che continueranno anche nel prossimo fine settimana. Desiree Ferlito. Il caldo anomalo non molla la presa in Sicilia, l'anticiclone continua a essere protagonista assoluto e lo sarà secondo gli esperti anche nel weekend, con temperature ben oltre la media stagionale. Ci aspetta un altro fine settimana dal sapore decisamente estivo, ideale per un bagno fuori stagione. Avremo ancora condizioni di bel tempo, di clima prevalentemente soleggiato un po' su tutta la nostra isola e soprattutto di temperature massime che torneranno a rialzarsi, tanto che nel corso del fine settimana in qualche località si potranno superare anche i 30 gradi. Parliamo di valori termici pienamente estivi e largamente sopra le medie climatologiche tipiche del mese di ottobre. Secondo i dati raccolti da Copernicus, l'osservatorio climatico dell'Unione Europea, il mese scorso è stato il settembre più caldo mai registrato e con un margine straordinario di differenza rispetto agli anni passati. La temperatura media è stata di ben 2,5 gradi sopra la media climatologica del periodo 1991-2020. E ancora si dovranno sentire gli effetti del fenomeno del Niño che in questo momento si sta intensificando sull'Oceano Pacifico, e da noi gli effetti di questo fenomeno si vedranno non prima della prossima primavera. Unica differenza con la bella stagione, il minor soleggiamento e le notti più lunghe e fresche. Il caldo dovrebbe smorzarsi, ma non si intravede ancora all'orizzonte nessuna reale svolta fredda. Le temperature, come detto, si manterranno superiori alla media. L'autunno, quello vero, può attendere. Il gruppo di Palermo Angela Lopiparo ha rinviato a giudizio i fratelli Salvatore e Walter Tuttolomondo, ex proprietari del Palermo Calcio. Sono accusati, fra l'altro, di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. I Tuttolomondo avevano comprato la vecchia società del Palermo Calcio, ma i due, per evitare il peggio e riuscire comunque a iscriversi al campionato, avrebbero cercato di truccare le carte. Prima che la barca affondasse e la società venisse dichiarata fallita, scrisse il GIP che definì Salvatore Tuttolomondo una personalità criminale. Gli imprenditori svuotarono le casse. Ci fermiamo adesso, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Eccoci al calcio, il Catania vince il derby col Messina e si qualifica al prossimo turno di Coppa Italia. I rossoazzurri segnano con Bocic e Sarau, i giallorossi accorciano con Ortisi nel finale. Marco Carli.
Il derby di Coppa Italia sorride al Catania che avanza con merito. Tabbiani cambia 7 giocatori rispetto a Caserta, ampio turnover anche per il Messina con una formazione per 10 undicesimi diversa rispetto a quella vittoriosa con l'Avellino. I rossazzurri partono subito forte, recuperano palla con Deli che fa tutto benissimo e a tu per tu con De Matteis colpisce però la traversa. Il Messina si chiude bene, la squadra di Tabbiani dopo l'avvio brillante non ha facilità a trovare sbocchi, a inizio ripresa rossazzurri di nuovo arrembanti e in gol. Bella incursione di Zammarini che serve Marsura, bravo a trovare in mezzo all'area Bocic che spedisce in rete 1-0. Gli etnei in maglia bianca sono padroni del campo in questa fase. Marsura conquista un angolo, in area si fa trovare prontissimo Sarao che di testa manda in rete e poi va a esultare sotto la Nord. Sono felici i quasi 10.000 spettatori presenti al Massimino. È una competizione importante, al di là che ti potrebbe dare una griglia di playoff di un certo livello, ma soprattutto sarebbe bello arrivare in fondo. Quindi l'abbiamo affrontata nel modo migliore, è ovvio che magari qualcuno ha dovuto rifiatare, però abbiamo messo in campo una formazione allo stesso di livello. Il Messina si fa vivo nei minuti finali con Pacciardi che colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi accorcia con Ortisi su punizione un bel sinistro che si insacca nell'angolo alla destra di Betters. Io dalla mia sono contentissimo, ho giocato con tanti ragazzi che avevano bisogno di minutaggio e le risposte sono state tutte positive. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.